Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, torniamo su PES 2006 e oggi ci spariamo il mondiale di Germania 2006 con l'Ucraina. Adesso chiaramente a random mi sparo un po' di mondiali barra europei dal 90 al 2006 appunto. Vediamo di dove portare l'Ucraina nella posizione migliore possibile, andiamo a vedere i gironi che riconosciamo bene: gruppo A Germania, Costa Rica, Polonia, Ecuador; nel B Inghilterra, Paraguay, Trinidad e Tobago e Svezia; nel C Argentina, Costa d'Avorio, Serbia, Montenegro e Olanda; nel D Messico, Iran, Angola e Portogallo; nell'E la grande Italia campione del mondo, Ghana, United States of America e Repubblica Ceca; nell'F Brasile, Croazia, Australia e Giappone; nel G Francia, Svizzera, Sud Corea e Togo; nell'ultimo l'H Ukraine, Spain, Tunisia e Saudi Arabia. Girone semplice, è chiaro che la Spagna arriverà prima al 99%, ma dobbiamo passare come secondi. Io direi andare Ucraina-Tunisia è il primo match, anche se in realtà era in Ucraina-Spagna, ma va bene. Vai raga, andiamo. Mondiali per noi meravigliosi, che ricordo, 2006. Siamo a Stoccarda, primo match. La tensione alle stelle. Prima partecipazione per l'Ucraina, prima per Andriy Shevchenko. Ciao Fioi. E si parte raga. Andiamo. E iniziano i mondiali 2006 con l'Ucraina. Attenzione Rotan, subito si invola Rotan. Cross, non male, non male. Dai che l'Ucraina deve assolutamente vincere con Tunisia e Arabia Saudita, poi con la Spagna può anche perdere. Non dobbiamo perdere punti qua. E sappiamo che i mondiali sono duri, soprattutto con PES 2006. Molto bene. Attenzione Yusev, Rebro, Shevchenko, la coppa più bella della Dinamo Kiev, Rotan. Ancora Rotan, mamma mia. Il più pericoloso dell'Ucraina, che ha cominciato bene. Ovviamente giochiamo 10 minuti perché 5 è veramente brutto, non ho tempo di fare niente. Quindi facciamo i gironi se passiamo e poi nel prossimo video gli ottavi. Occhio, bravissimo, bravissimo, bravissimo. 10 minuti, 0-0. Rotan qua sbaglia. Ma comunque uno dei migliori dell'Ucraina, dai Fioi, però sveglia. Timoshuk. Rebro non si è ancora visto, vento di passioni, il Bambi di Kiev, eccolo qua. Andriy Shevchenko si invola. Peccato. Ma la recupera, bravo Shev, che purtroppo è stato ufficializzato il trasferimento al Chelsea. Il campione rossonero pallone d'oro, eroe di Manchester di tantissime altre partite, va al Chelsea. Ma questa è un'altra storia, Beppe, questa è un'altra storia. Timoshuk, stiamo giocando bene, non stiamo sfigurando in questo debutto mondiale. Tunisia, squadra inferiore forse come nomi, però sicuramente più esperienza. Rebrov per Andriy. Vai Sheva. Purtroppo la perde, sente forse un po' la tensione l'ucraino. Mi viene anche da un infortunio all'ultima giornata di campionato contro il Parma. Attenzione, ti prego. Sciokowski, il nostro idolo della Dinamo. Non ci credo. Prodezza della Tunisia e Santos porta in vantaggio la Tunisia, incredibile. Rovesciata incredibile, prendiamo gol sulla prima occasione. Vabbè, se perdiamo la prima è finita, No, Fiore, prego. Using. Beffa atrocissima a Stoccarda. Rotan. Andriy. Non ci credo come me la... No vabbè, ma come cazzo me l'ha prese? Non ho ben capito sta azione di Andriy.
Occhio. Ma cosa si è inventata? Incredibile. Ben Sada, forse ha fatto una rovesciata mostruosa, non è che hai visto? Devi ordinare l'idea dell'Ucraina. Andriy per Rebrov, che coppia la Dinamo, ragazzi, che squadrone. Ha sfiorato la finale di Champions nella stagione 98-99, persa in semifinale contro il Bayern Monaco. Occhio Fioi, occhio però. Male, male, male. Adesso male. Siamo in balia della compagine tunisina. Using. E la perde. Non ci sono idee per il momento. Sheva in difficoltà. Rebrov. Timoshuk. Forse fuori gioco. Tira! Non ci credo, ancora viene fermato Sheva. Oh, ma incredibile. Grande Rotan. Rotan! No, adesso ho capito. Ho configurato i tasti al contrario. Ma vaffancuore. Non ci voglio credere. Quindi tiriamo... Non ci va. Come cazzo ho fatto? Adesso ho capito perché tira di così. Non ci credo. Ovviamente i tasti di FIFA, non di PES. No, vado malissimo. Ma ormai ci siamo. Siamo in balia degli eventi. Bravo Yusin. Bellissima azione. Vai Andriy. Andriy! Sì sì, i tasti erano sbagliati. Vabbè. Brutto tiro, ma dai che ci siamo. Grande Rebrov. Sergei Rebrov! Errore della Tunisia, prontamente sfruttato da Rebrov. 1-1. L'Ucraina pareggia e devo dire anche meritatamente. Guardate l'errore qua, abbastanza scandaloso. E Rebrov di giustezza l'ha insaccata. 1-0. Cioè 1-1, scusate. Non è che si può battere la Tunisia, ragazzi. Sheva ancora. Rebrov. Aspettavamo Sheva. Ha segnato Rebrov, incredibile. Bel giocatore, assolutamente, però. Ora sull'Ucraina sembra si sia un attimo sbloccata. Bellissimo ancora. Azione sublime. Andriy. Ma è fallo questo, vai. Va bene, Scioccoski felice. Seconda frazione a Stoccarda. La Rebrov è in formissima, raga. Osso, ragazzi. Timoshuk. Yusin. Che strano che mi fa tirare con i tasti di FIFA, porca miseria. No. Vai Ruso, dai, prendila però. Attenzione, la Tunisia è pericolosa. Bravissimo Scioccoski. Dai che bisogna vincere un pareggio, non basta. Con la Spagna purtroppo è sconfitta quasi certa. Fallaccio. Yusev. Rebrov. Andriy. Tiro. Vuole segnare, Sheva si vede. Dopo il brutto infortunio a Parma, ancora non è al 100%, ma qua Andriy vola Andriy. La mette in mezzo, Rebrov. Bassetto Rebrov, diciamo che di testa non era proprio suo forte. Grande, però stiamo dominando adesso, Ancora Sergei Rebrov. Mettila in mezzo, malissima però.
Yusin. Mamma mia, bordata di Yusin. Sheva. Siamo anche sfortunati, però. Mamma mia, per poco voleva il rigore qua il tunisino. Molto bene. No, non ha scivolato fra quel quadrato, giusto? Ormai per questo video non ho voglia di avviare il gioco. Giochiamo con questi tasti qua, poi ci arriviamo agli ottavi, cambio ovviamente. Timoshuk, Rebrov, Andri, entra in area Sheva. Non ci credo, oh, ma ragazzi, ma che sfiga. Abbiamo Rotan molto stanco, entra Voronin. Sono tutti in forma qua. E per Yusev. No, teniamo così, questo è un cambio, sono troppo in forma, dobbiamo sfruttare sta cosa però. Yusin, Rebrov, Timoshuk, la recupera, Yusev. Bruttissimo. Un gol su un episodio, ci sta condannando al pareggio, incredibile. Rusol, bruttissimo passaggio, non si sa per chi. Bravo, Yusin, Timoshuk, Rebrov, niente. Fallo? Attenzione Andri, regalaci il sogno Andri. Brutto, brutto, brutto. (72esimo), il tempo scorre veloce. Yusin, molto bene Voronin. Vai Voro, vai Voro. Calcio d'angolo, mamma mia. No, ho sbagliato. Cross brutto. No. Vai Rebrov. Incredibile missile di Rebrov, fuori di poco. Le stiamo tentando veramente tutte. Voronin, bravo. Yusi, mancano 10 minuti abbondanti. Rebrov. Niente, qua Rebrov sbaglia. Ancora Timoshuk. Niente da fare, non riusciamo a sfondare. Vai Andri, pressalo che sbaglia. Vai che ha paura, bravissimo. Ma fallo. No, ah no, ok. No, però aspetta un attimo. Vai! Non ci credo. Deve essere la beffa atroce. Andri. Non deve crossarla lui, però. 85esimo. Avrà un tiro, hanno fatto gol. Bravo Yusin, che sbagliano tanto qua. Rebrov, calma. Attenzione Andri. Rebrov, 2-1. Sheva sbaglia, Rebrov insacca, doppietta per l'ucraino Rebrov. Mamma mia. Grande Rebrov, mamma mia. Non si riusciamo a fare comunque, non si sa mai. Marino. Questa può essere l'anteprima. Bellissima, perché comunque chiaramente c'è essere Sheva in anteprima, anche se merita Rebrov per il momento, quindi è tutto da decidere. Mamma mia, che doppietta di Rebrov, grande. Andri, vuole il gol Sheva. Incazzato nero Andri. Yusin. Ancora Rebrov. Dai che è andata, mamma mia di sofferenza, non la portiamo a casa.
di sofferenza, ma la portiamo a casa. Andri ci prova Sheva, fuori, niente, non è la giornata di Sheva. Vinciamo comunque 2-1. Rebro ce la regala a 2 minuti dalla fine. Grazie ragazzi, dai, importantissimi questi 3 punti. Siamo al secondo match contro l'Arabia Saudita, dobbiamo vincere queste per la qualificazione e poi con la Spagna, chi se ne frega, nel senso, guardate passare il primo turno già sarebbe un sogno. Qui a Francoforte. Saudi Arabia vs Ukraine. Eccoci qua. C'è tensione. Spagna 3 punti, Ukraine 3 punti, Spagna differenza reti più 2, Ucraina più 1. Vinciamo questo e siamo passati matematicamente. Quasi, sì, praticamente sì. Salvo cataclismi di differenze reti mostruose con la Spagna, che prima 8-0. Però comunque Timoshuk. La Spagna vince sicuro, quindi dobbiamo vincere, vinciamo sempre anche noi, dai. Basta calcoli, vinciamo e basta. Kalichenko al posto. Grande Andri che recupera. Proprio siamo forti nel pressing. Mamma mia, Rebrov di poco. Rebrov. Andri si invola, Andri si invola. E la sbaglia ancora, non c'è niente da fare. Sheva non sembra in giornata neanche. Speriamo di. Peccato. Bravissimo Rotan. Dai che sembrano ancora più deboli rispetto alla Tunisia. Mamma mia quanti errori. Rebrov. Ma brutto. Le notti magiche. Sheva. Ancora parata, niente da fare ragazzi. Sheva non riesce a timbrare il cartellino in questo mondiale. Poi l'ultima con la Spagna. Adesso è una formalità se vinciamo questa. Spagna che sta cominciando a costruire un ciclo. Gli esperti sono convinti che nei prossimi anni potrà vincere tutto. Finora non ha vinto praticamente niente, chissà. Molto bene, bravo Andri. No. Grandissimo Sheva. Molto altruista Timoshuk. Madonna, ma quante ne sbagliamo. Mamma mia ragazzi. No good. Qui a Francoforte troppi errori. Perché l'apostrofo rosa tra la parola franco e forte. Mamma mia il primo tiro. Al-Jaber. Buono. Timoshuk ancora per Rebrov. Rebrov si invola. Niente. Non riusciamo a sfondare, scusate un attimo. Bravi, dai. Ragazzi, sveglia.
Rebrov. Fallo, 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 bruttissimo. Bravo Rebrov, Andri. Ancora Sheva. Brutto. Ai ai ai. Mamma mia, quanti errori! Niente. 38esimo, tanti errori per noi. Nessuna occasione rilevante per l'Arabia Saudita. Andrea, qua lo fa fuori, qua lo fa fuori. Signori, si è svegliato lui. Andrei Shevchenko 1-0, gol da campione, gol da fenomeno, gol da pallone d'oro. L'ha proprio massacrato. Bellissima questa. La decideremo, ma gol mostruoso del talento ucraino. Noi stiamo blindando la qualificazione. Timoshuk. Boom. Sheva si è svegliato in grande stile, però dobbiamo dirlo questo. Gol da fuori classe assoluto. Pip. Fine primo tempo. Seconda frazione, Rebrov subito. Sheva. E la recupera, c'è una differenza abissale tra Sheva e qualsiasi giocatore dell'Arabia Saudita. No, ma dov'è il fallo? Boh. Bravo Timoshuk, Kaliničenko. Andri, molto bene, Rebrov. Bravissimo. Dai, facciamo un secondo e chiudiamola che non si sa mai. Sheva. Qua ha sbagliato. Timoshuk. Rebrov. Comunque l'Arabia Saudita è mai pervenuta, a parte quel tiro che ha un po' sfiorato il palo, ma... Fuori gioco di Sergei Rebrov. A voi la scelta. Buono. Rebrov. Grande Rebrov. Timoshuk. Era fallo questo però, dai. Anche questo non fischiato, va bene. Rebrov. Mamma mia che traversa di Rebrov. Traversa agghiacciante di Rebrov.
Ottimo. Sceva si invola. Perde il contrasto. Ma la recupera da fenomeno. Qual è? Prova il pallone. Bello. Pallonetto meraviglioso. Che dopo li paghiamo sti errori, facciamo il 2-0, grazie, anche per differenza reti, che magari chissà, potrebbe bastare anche un pareggio con la Spagna, magari reti bianche. Using Kaliničenko non la prende, Timošuk, Ševa, meta. Grande. Mamma, cosa ha fatto Andrì? Cosa ha fatto Andrì, signori? Gol senza senso logic. Non urlo perché è tardi, ma Shevchenko ci ha regalato un gol da fenomeno. Mamma mia. 1, 2, 3 e gol. Guarda che roba. Doppietta anche per Sheva, 2-0. Pratica, credo chiusa. Abbiamo un piccolo turnover. Esce Rebro, entra Milevski. Rotan, mettiamo Voronin. Vai. Ancora Andrei la vuole recuperare, mamma mia. Grande Rebrov. Timošuk comunque l'uomo in più, centrocampo. No, Rebrov, no. Mamma mia. No. Madonna. Kaliničenko. Timošuk. Mettila in mezzo, Milevski, mamma mia. Comunque bisogna evitare la Francia al secondo turno, agli ottavi. È vero che in realtà l'Ucraina arrivando seconda, incredibilmente l'ha evitata perché la Francia è arrivata seconda nel girone. In un girone scandaloso e poi ci sono ritrovati. Alla grande anche, però in finale no, e godo. Però sarebbe da evitare la Francia ovviamente. Appoggiamo come messa Kaliničenko, Andrì, bravissimo. Pallo. Va bene boss. No. Yusin, Milevski, Timošuk. Tutti vogliono far segnare Sheva, capocannoniere. Milevski, Dai che è andata. Buon 2-0. 6 punti. Qualificazione. Con la Spagna ci possiamo divertire. Buono, buono, grandissimo 2-0. Andiamo a vedere la Francia che combina. Allora. Azzo, la Francia è seconda anche qua, bene. Quindi è meglio arrivare secondi, forse, chissà. Per capire. Contro la Super Spagna di Villa, Garcia, lei a sinistra, Xavi, Alonso. Un po' tutti.
Vai, Ramburgo, per staccare il biglietto del primo posto, chissà. Forse è meglio avere secondi, non si sa. Fuori gioco di Rebro, fuori gioco di Sergei Rebro. Using Timoshuk. Molto bene. Using la perde, era pressato, ci sta. Rebro. Attenzione, David Viglia, mamma mia. No, peccato. Xabi Alonso. Bravo. Molto bene. Attenzione, Sheva distrugge Puyol. Vai Andri. Vai Andri. Ci ha provato la posizione impossibile. Using. La lisciano un po' tutti. Andri. Che tiro del cacchio. Perché tira così Andri? Ah, giusto. Ma no. Ho sbagliato tasto, ogni tanto mi sbaglio. Vado a configurarlo subito dopo. Comunque stiamo giocando bene, eh. Siamo una bella realtà, ragazzi. Cosa ha preso qua Lopez? Cos'è? Munizione. Andri, ti prego. L'Ucraina sta giocando molto meglio adesso, eh. Rebro buono. E Andri se ne va? Ma Puyol non è uno scandalo. Anzi. Bravi. Ancora Sheva. E se ne va Sheva e se ne va. Mamma mia ragazzi, se questa è l'Ucraina tutto è possibile. Qua Sheva fa un gol da fenomeno, ancora più fenomeno degli altri gol. Ciao. Sono gasatissimo. Neanche esulta. 3 gol. Già in saccoccia. Questa. Vediamo se è più bella col tiro. Direi che questa può essere... Eccola qua, è bellissima. Ciao. Terzo gol di Sheva, 1-0 contro la Spagna, fino a una parola. Di solito sono sempre difficili sti mondiali, o europei, con ste patch, pare che non è ancora finita, però. Sento una buona squadra. Andri. Recupera Using. Tutti giocano bene, Rotan. Fallo. Using. David Viglia. No, dai, però non puoi fischiarmi fallo. Ammonito. Che liscio. Luis Garcia. Brutto, brutto, brutto. Mamma mia. Bruttissimo questo.
Roten. Yusin. Timoshuk. Ah, brutto. Andri ci prova. Mamma mia. Dormita della difesa, gol gol. Mamma mia. Si sta graziando Reyes, grande Reyes. Questa è la perla di Utrera. Purtroppo è mancato in un incidente automobilistico. Mi sembra ora l'altro anno o 2 anni fa. Rotan, mi pare. Sheva. Andri. Timoshuk. Prova la botta. Che su PES. Mamma mia quanto amavo questi tiri su PES. Vedo che PES 6 ancora la mina a tutti i giochi possibili. Attenzione Alonso. Aia, questa è bruttina. La Spagna forse sa risultati che noi non sappiamo e vuole arrivare seconda. Timoshuk. Yusin. Rebrov. Finisce il primo tempo 1-0. Andri. Uno dei suoi meravigliosi gol. Partita molto equilibrata, si sono avuto belle occasioni anche la Spagna, però fioi, noi abbiamo il pallone d'oro. Andrei. Silenzio. Yusev. Attenzione Yusev. Porca miseria. Timoshuk. Fallo. Adesso qua sceva su punizione. Se scende su punizione vinciamo il mondiale. È ufficiale. Peccato. Sceva. Credo che debba aggiustare un po' la mira. Molto bene. Vai Rebrov. Parata di Reina. Sergej, mamma mia. Occio. Mamma mia che azione, madonna, Spagna strasbilanciata, ma Rebrov sbaglia. Peccato. Ancora errore. Sceva. Non ci credo. Mi sto mangiando l'impossibile qui ad Amburgo. Bravo. E c'è il gol forse. Mamma mia. Azione da ambo le parti. Fu fortunati noi qua, però. È che la Spagna è strasbilanciata. Sceva sbaglia lo stop. Incredibile per un campione del suo livello. Viglia. Ancora Sciokowski.
65esimo, l'Ucraina vuole fare punteggio pieno al suo primo mondiale, battendo addirittura la Spagna, ha messo... Aia, Garcia. Quanti errori anche la Spagna, mamma mia. È stato il baricentro però l'Espana adesso. Attenzione, Viglia, gol. Troppa pressione della Spagna. Viglia pareggia. Attenzione, siamo in difficoltà adesso, eh. Dopo tanti errori era chiaro, l'abbiamo pagata. Rebrov. Cosa ha fatto Sheva? Non ci voglio credere. Rebrov la mette subito. Occhio ragazzi, bravo. Landry. Niente. Vai Rebrov, Landry. Subito si invola. Vento di passioni ancora. E ancora la recupera. Mamma che giocatore! Qua sbaglio io però. Ho fatto una cosa impossibile. Vabbè, speriamo a sto punto di avere la Svizzera agli ottavi, come nella realtà. E poi hanno vinto i rigori. Un errore di Sheva che era dischetto, incredibile. E dopo sappiamo tutti come è andata a finire i quarti. Ma questa è un'altra storia. Perderla mi dispiacerebbe però. Occhio. Bravo Shokowski, grande portiere, storico della Dynamo di Kiev. Dinamo. Timoshuk. Using. Brutto tiro. Buono, passiamo entrambi. Sheva Viglia 1-1. E adesso vediamo contro chi giochiamo. 117 tiri a 8 ho fatto. Aiuto. Vediamo contro chi siamo. Ok. Purtroppo contro la Francia, quindi abbiamo Germania, Inghilterra, mamma mia, Argentina, Portogallo, mamma mia, Italia, Giappone, vabbè, Francia, Ucraina, Spagna, Svizzera, Brasile, Repubblica Ceca, Messico, la Svezia, Costa Rica. Il tabellone sbilanciatissimo a sinistra dove ci siamo noi. Dovevamo fare un miracolo contro la Francia, la vedo abbastanza impossibile. Raga, un saluto dal comandone veneziano. La bella soddisfazione però è questa. Andriy Shevchenko, capocannoniere, sì, non ci credo. Podolski ed Henry Clarkson dominano. Assist. David Beckham. No, in realtà no, perché Vikash Derezo a dominare la scena. Raga, ci becchiamo per gli ottavi di finale con la Francia. Ciao!